Una serie di furti nell'ultima settimana, almeno 2 o più al giorno nel territorio di Borso del Grappa, da sempre oasi felice. L'appello è necessario per la forte apprensione che sento e condivido della mia comunità. Un appello bifacciale, chiamiamolo così, nell'avere una maggiore attenzione per quanto riguarda la propria abitazione, e c'è un secondo appello che è quello invece di un nutrito gruppo di miei cittadini giovani che hanno fondato un gruppo WhatsApp molto importante, molto interessante, che può sicuramente aiutare anche le indagini in corso a trovare una soluzione, una responsabile di questi gesti vandalici. Allo stesso tempo però vorrei anche fare un appello a queste persone di rispettare il proprio ruolo, di lasciare che sia la polizia locale, i carabinieri, le forze dell'ordine in generale ad assumersi la gestione di questo necessario e urgente intervento. Intanto domani dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà è stato indetto un tavolo di emergenza con le diverse forze dell'ordine coinvolte a seguito della telefonata di stamattina dello stesso sindaco. Si presume la banda sia di gente non stanziale che parcheggia in collina, agisce a piedi proprio per eludere il sistema di videosorveglianza.